Rivive la passione per la morte di Gesù anche a Porto Empedocle. Ieri tra le vie del centro storico la processione del Redentore. Come ogni anno tradizioni antiche legate alla fede e al culto rivivono creando momenti di grande commozione. Sono tantissimi i devoti, chi porta la vara, il simulacro di Gesù in cammino lungo il Calvario, la banda che intona le marce funebri, le confraternite di Gesù Redentore e di Maria Addolorata che accompagnano il cammino, gli scout, i lamentatori, il cui canto polifonico in dialetto siciliano commuove la grande folla dei fedeli. Quando ne soffristi, o mio Signore, i tuoi fratelli non si potero contare. Emozioni di pentimento e dolore che abbracciano il paese e coinvolgono tantissime persone. Il Giovedì Santo segna l'inizio del Triduo Pasquale, il giorno della solenne messa in Cena Domini nella lavanda dei piedi, poi la processione. Il simulacro di Gesù Redentore viene trasportato per le vie principali del paese con la partecipazione delle autorità religiose e civili. Nello stesso giorno i fedeli visitano nelle chiese del paese i sepolcri. La processione si conclude intorno alla mezzanotte quando il simulacro fa rientro nella chiesa madre.